col vino, signora. Ragazzo, Sì, signora. la bottiglia è chiusa. Ha perfettamente ragione. Ecco. Profumo speziato e persistente, con sentori di mandorla, ciliegia e frutti del sottobosco, ma anche di spezie e di cioccolato. Sul palato resta un retrogusto amarognolo, un gusto che lo contraddistingue da tutti gli altri vini. Questo è un vino da meditazione, una poesia, una canzone cantata con la voce bollente. È un amarone, ti basta? Perfetto. Quando avremo finito con te, sarai una persona completamente diversa. Sei stato scelto per essere addestrato a quella che potremmo definire una vera e propria arte. E noi siamo coloro che ti addestreranno. Ma a cosa mi addestrerete? Ma cosa siete? Siete spie? Ti addestreremo alla vera arte dell'amarone. Beve il vescovo e il decano, beve l'uomo, beve la donna, beve la madre, beve la nonna, bevon borghi, bevon 1000, bevon 100, bevon 1000! Il vino eleva, fa diventare qualcosa di diverso da se stessi, è un mezzo al miglioramento dell'essere umano. Se usato nel modo giusto, toglie la polvere da parti di noi che possono essere molto nascoste. Poi ovviamente può accadere che scopra parti che era meglio rimanessero nascoste. Tu, che hai tanta voglia di chiacchierare, vai alla lavagna, avanti, interrogato. The sun has left and forgotten me. It's dark, I cannot see. Why does this rain pour down? I'm gonna drown in a sea of deep confusion. Somebody told me, I don't know who. Whenever you are sad and blue and you're L'Amarone è un pregiatissimo vino prodotto in Valpolicella. La sua scoperta è abbastanza recente, i primi documenti in cui è citato risalgono al 1938 e si pensa sia dovuta a un errore. La leggenda narra che un vignaiolo avesse messo le uve a fermentare per produrre del vino dolce recioto. Caso volle che venissero dimenticate e che quindi gli zuccheri, trasformandosi in alcol, perdessero tutta la loro dolcezza. E così nacque l'Amarone. Non urlate, io sto benissimo. Noi non stiamo facendo tutto questo solo per farti divertire o per farti ubriacare, ma per insegnarti un'arte, non so se te ne rendi conto, una vera e propria arte. L'esperienza è tutto. Questo patrimonio di conoscenze non può andare perduto. Va salvaguardato, tutelato e difeso con amore e attenzione. La stessa attenzione che avresti verso un'opera d'arte. Lo stesso amore che avresti verso un figlio. Un figlio, nato forse per caso, ma che va amato e protetto per consentirgli di diventare grande.